Sono le 9:25 del mattino quando le telecamere di sorveglianza del condominio inquadrano due uomini vestiti di nero, cappello calato sul volto, passo spedito e sicuro. 5 minuti dopo, eccoli uscire di corsa. Una rapina durata pochissimo ma violenta, quella che si è consumata venerdì mattina in via Tirana a Padova, quartiere Palestro. I due malviventi inquadrati nelle immagini hanno sorpreso in casa l'anziana proprietaria, l'hanno colpita alla testa e poi hanno messo a soqquadro l'abitazione rubando gioielli e alcuni oggetti di valore. Ma quello che più impressiona è che sembra che i ladri avessero le chiavi del portoncino principale di quello di casa. Non ci sono infatti segni di effrazione, sono entrati a colpo sicuro. La paura era forte tra i residenti del condominio dove è avvenuta la rapina. Siamo rimasti molto perplessi come sono entrati, insomma, dopo guardando col carabinieri i filmati, la Meti si stava scaricando dal mio cellulare, abbiamo visto che queste persone, questi due soggetti sono entrati praticamente con le chiavi. E da là siamo rimasti tutti allibiti perché cavolo, com'è possibile avere le chiavi? Per tutta la giornata i rilievi dei carabinieri nell'abitazione dell'anziana aggredita e derubata. La donna, turbata e dolorante, è stata portata in pronto soccorso per le cure. È stata lei a dare l'allarme e a chiedere aiuto dopo essersi ripresa dal colpo ricevuto in testa. In casa non c'erano le due badanti, rientrate poco dopo. Sono state sentite dai carabinieri così come altri residenti per cercare di ricostruire i minuti della rapina. Nel palazzo da poco ci sono stati dei lavori e c'è stato un grande andirivieni di operai, ma nulla di sospetto. Ora il timore è che episodi come questo possano ripetersi. Abbiamo avuto a suo tempo una baby gang, da quella volta abbiamo installato le telecamere. Ecco, abbiamo avuto in passato furti nel garage, nelle macchine. Una cosa di questo genere non è mai successa. Nel quartiere i residenti, dopo quanto è accaduto, sono un po' preoccupati. Qua ci sono stati lavori per 2 anni e mezzo, c'erano tantissime imprese che andavano su e giù e sono state qua per 2 anni e mezzo, hanno fatto tempo a osservare chi c'era, chi non c'era e alla fine hanno svaligiato ben 5 appartamenti. Una volta che sono andati via, dopo sono tornati dopo poco e hanno svaligiato 5 appartamenti qui dentro, 2 di fronte del mio panerotto. Ha paura dei furti? Da ieri sera sì, è 50 anni che abito qua. E ha paura adesso? Sì. Non abbiamo particolarmente paura, diciamo, nel senso che ci sono state anche in tutta la zona, soprattutto di via Palestro. Diciamo che soprattutto c'è un giro un po' di droga, diciamo, soprattutto nella zona, diciamo, più indietro.